Presentiamo questo progetto oggi, Leonardo, un progetto importante qui al Teatro Pirandello. Ecco, ci spieghi meglio il senso di questa iniziativa e come sarà proiettato nel futuro? Sì, oggi presentiamo la prima edizione della Settimana della Cultura Scientifica che il Leonardo organizza e che in qualche modo intende donare alla città. Intende donare alla città perché abbiamo scelto di svolgere gli incontri che ci saranno nel corso della settimana che va dal 5 al 10 febbraio nei luoghi culturali più rappresentativi del nostro territorio, partendo proprio dal Teatro Pirandello, dove già il 25 scorso abbiamo ospitato Gabriella Grayson e abbiamo incontrato Tommaso Parrinello, proseguendo poi in spazi concessi dal Parco Archeologico della Valle dei Templi, dal Libero Consorzio Comunale e naturalmente da altre istituzioni culturali che di fatto portano un po' a contaminare di cultura, in particolare di cultura scientifica, tanti luoghi della nostra città, perché abbiamo ritenuto che sia necessario promuovere la formazione dei nostri ragazzi sulle discipline scientifiche, anche facendo incontrare loro dei modelli positivi, in particolare con un occhio di riguardo alle ragazze, alle donne, perché oggi si registra un gender gap notevole nella valorizzazione delle STEM al femminile, che chiaramente va combattuto innanzitutto attraverso l'educazione e attraverso l'opportunità che si dà alle ragazze di incontrare anche modelli femminili, e questo è un po' il cuore del nostro progetto, una prima edizione che noi vogliamo dedicare ai nostri ragazzi, ma che vogliamo anche proiettare nel futuro, appunto in un contesto culturale molto più ampio. Il primo appuntamento di questa rassegna organizzata dal Liceo Leonardo è proprio con lei e sarà sicuramente una cosa bella, importante. Lei è di Agrigento, insegna a Ferrara, quindi poter relazionarsi anche con la sua città e con i ragazzi del Leonardo. Sì, io sono molto contento di essere qui e appunto sono un ex studente del Leonardo, quindi ero un ragazzo curioso che poi aveva voglia di scoprire il mondo e quindi effettivamente ho sempre seguito questa passione per la fisica, mi ha portato lontano, sono contento e quindi quando posso racconto un po' della mia esperienza qui. Tra l'altro abbiamo fatto già 10 anni fa un incontro proprio a Leonardo perché c'era un esperimento sulla Stazione Spaziale Internazionale con Samantha Cristoforetti, l'Agenzia Spaziale Italiana ci ha dato un'altra possibilità e quindi adesso andremo in orbita, non personalmente io ovviamente che coordino il progetto nel 2025, quindi l'avventura continua, la fisica è molto bella e questa iniziativa secondo me è straordinaria, soprattutto perché poi è dedicata alle donne nella scienza, parliamo Samantha Cristoforetti, parliamo di tante persone che si sono distinte e quindi spero ovviamente di dare il mio contributo. Il nostro progetto quindi è quello di aver presentato Agrigento, ripeto, anche se ha le sue bellezze, come una città che ancora ha bisogno di tanto, ha bisogno di crescere, ha bisogno di avere un'identità sociale, l'educazione civica, quella che spesso viene insegnata a scuola. Questo Agrigento ha bisogno, è servito anche come arma fondamentale per raggiungere questo obiettivo. E ora cosa dobbiamo fare? Il coinvolgimento delle scuole, come ha fatto la dottoressa Pilata, è una cosa fondamentale. Noi dobbiamo coinvolgere l'intera città, dai più giovani ai più anziani. Voi siete l'anima della città, voi siete coloro i quali con delle spugne assorbite dovete dare. E questa è l'espressione di quello che voi state facendo, questo progetto culturale, qualsiasi sia il tema, qualsiasi cosa in cultura, se è fatta in maniera giusta, se è fatta veramente con l'anima di chi vuole veramente bene al proprio territorio. Voi dovete sapere, perché non siamo consapevoli di quello che noi abbiamo.